Oggi, in continuità con gli incontri che si sono tenuti negli ultimi anni, discutendo con i sindaci del territorio, la città metropolitana, Danas, la provincia di Rovigo e la provincia di Padova, ho convocato una riunione presso Palazzo Balbi con tutti i sindaci che sono interessati dall'attuale Romea, parliamo della parte sud del Veneto, e da un eventuale tracciato in variante. Che cosa c'è di nuovo? ANAS ha individuato i tecnici incaricati per la progettazione della variante alla Romea. Sapete che dai flussi di traffico era già stato deciso che nella parte del rettilineo si va avanti con il piano Romea per la messa in sicurezza in sede con il raddoppio della Romea, mentre nella parte bassa, che interessa i comuni di Porto Tolle, Portoviro, Rosolina e Chioggia, si ragionerà su una variante alla statale 309. Nell'ambito dello studio della progettazione di questa variante verrà fatto anche un ulteriore approfondimento per il conseguente collegamento alla statale 434 Transpolesana. Un incontro, devo dire, molto proficuo, dove i sindaci hanno accolto con favore l'avvio di questi tavoli tecnici, e nei prossimi mesi verranno convocati altri tavoli tra Regione, ANAS e i sindaci per discutere le ipotesi di tracciato che verranno proposte da ANAS.